Signor Presidente della Repubblica, illustri membri del Governo, la Repubblica Democratica del Congo continua a patire entro i suoi confini conflitti e migrazioni forzate e a soffrire terribili forme di sfruttamento indegne dell'uomo creato. Questo paese immenso e pieno di vita, questo diaframma d'Africa colpito dalla violenza come da un pugno nello stomaco, sembra da tempo senza respiro. Signor Presidente, lei ha menzionato questo genocidio dimenticato che sta soffrendo la Repubblica del Congo. E mentre voi congolesi lottate per custodire la vostra dignità e la vostra integrità territoriale contro deprecabili tentativi di frammentare il Paese, io vengo a voi nel nome di Gesù come pellegrino di riconciliazione e di pace. Ho tanto desiderato essere qui e finalmente giungo a portarvi la vicinanza, l'affetto e la consolazione di tutta la Chiesa e imparare del vostro esempio di pazienza, di coraggio e di lotta. Vorrei parlarvi attraverso un'immagine che ben simboleggia la luminosa bellezza di questa terra, l'immagine del diamante. Care donne e uomini congolesi, il vostro paese è davvero un diamante del creato, ma voi, tutti voi, siete infinitamente più preziosi di ogni bene che sorge da questo suolo fecondo. Sono qui ad abbracciarvi e a ricordare che avete un valore inestimabile, che la Chiesa e il Papa hanno fiducia in voi, credono nel vostro futuro, in un futuro che sia nelle vostre mani e nel quale meritate di riversare le vostre doti di intelligenza, sagacia e operosità. Coraggio, fratello e sorella congolese. Rialzati, riprendi tra le mani come un diamante purissimo quello che sei, la tua dignità, la tua vocazione a custodire nell'armonia e pace la casa che abiti. Rivivi lo spirito tuo nazionale, sognando e mettendo in pratica le sue parole. Attraverso il duro lavoro costruiremo un paese più bello di prima, in pace. Cari amici, i diamanti comunemente rari qui abbondano. Ed è proprio a partire dai cuori che la pace e lo sviluppo restano possibili, perché con l'aiuto di Dio gli esseri umani sono capaci di giustizia, sono capaci di perdono, di concordia, di riconciliazione, di impegno e di perseveranza nel mettere a frutto i talenti ricevuti. Dall'inizio del mio viaggio desidero dunque rivolgere un appello. Ciascun congolese si senta chiamato a fare la propria parte. La violenza e l'odio non abbiano più posto nel cuore e nelle sue labbra dei umani, sentimenti anticristiani che paralizzano lo sviluppo e riportano indietro a un passato. A proposito di sviluppo frenato in questi luoghi, soffrono ancora varie forme di c'è quel moto che esce dall'inconscio di tanta cultura e di tanta gente,
Africa va e questo è terribile. Dopo quello politico si è scatenato infatti un colonialismo economico altrettanto schiavizzante. Così questo paese ampiamente depredato non riesce a beneficiare a sufficienza delle sue immense risorse. Si è giunti al paradosso che i frutti della terra lo rendano straniero ai suoi abitanti. Il veleno dell'avidità ha reso i suoi diamanti insanguinati. È un dramma davanti al quale il mondo economicamente tocca. Ma questo paese merita rispettati e ascoltati, meritano spazio e attenzione. Giù le mani della Repubblica Democratica del Congo, giù le mani dell'Africa. Basta soffocare l'Africa. L'Africa non è una miniera da sfruttare o un suolo da sgiare. L'Africa sia protagonista del suo destino. Il mondo faccia memoria dei disastri compiuti lungo i secoli e danno delle popolazioni locali e non dimentichi questo paese e questo continente. L'Africa, sorriso e speranza, conti di più, se ne parli maggiormente, abbia più peso e rappresentanze tra le nazioni. Si faccia largo una diplomazia dell'uomo, dei popoli, dove al centro non vi siano il controllo delle aree, le mire di espansione e l'aumento dei profitti, ma la crescita della gente. A questo popolo si ha l'impressione che la comunità internazionale si sia quasi rassegnata alla violenza che lo divora. Non possiamo abituarci al sangue che in questo paese scorre ormai da decenni, mietendoni di morti all'insaputa di tanti. Si conosca quanto qui accade, i processi di pace in corso, che incoraggio con tutte le forze siano sostenuti, coi fatti e gli impegni siano mantenuti. Grazie a Dio non manca chi contribuisce al bene della popolazione locale, al sviluppo attraverso non interventi di mero assistenzialismo, ma piani volti a una crescita integrale. Esprimo tanta gratitudine ai paesi e alle organizzazioni che forniscono aiuti sostanziali in tal senso, favorendo la lotta alla povertà e alle malattie, sostenendo lo Stato di diritto, promuovendo il rispetto dei diritti umani. Esprimo e auspico che possano continuare a svolgere pienamente e coraggiosamente questo nobile ruolo. Torniamo all'immagine del diamante. Una volta lavorato, la sua bellezza deriva anche dalla sua forma, da numerose facce armonicamente disposte. Pure questo paese, impreziosito dal suo tipico pluralismo, ha un carattere poliedrico e una ricchezza evitando di scivolare nel tribalismo e nella contrapposizione. Parteggiare ostinatamente per la propria etnia, interesse, spirali di odio e di violenza, in quanto blocca la necessaria chimica dell'insieme. A proposito di chimica, è interessante che a costituire i diamanti siano semplici atomi di carbono, i quali però, se legati diversamente tra loro, formano la grafite. In pratica la differenza tra la luminosità di un diamante e l'oscurità della grafite è data dal modo in cui i singoli atomi sono disposti all'interno del reticolo. Fuori di metafora, il problema non è la natura degli etni o dei gruppi etnici e sociali, ma il modo, la volontà o meno di venirsi incontro, di consigliarsi e di ricominciare segna la differenza. Di pace e di prosperità. Amici,
Velo vuole che sappiamo accoglierci come fratelli e sorelle di una famiglia e lavorare un futuro che sia insieme agli altri, non contro gli altri. Così, con molta efficacia, un vostro proverbio ricorda che la vera ricchezza sono le persone e le buone relazioni con loro. Le religioni, con il loro patrimonio di sapienza, sono chiamati a contribuirvi nel quotidiano sforzo di rinunciare all'aggressività, proselitismo e costrizioni messe in linea degenera nell'imporre caccia di seguaci in modo indiscriminato, la forza si saccheggia la coscienza altrui le spalle al vero Dio, perché non dimentichiamolo, dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà e dove non c'è libertà non c'è lo Spirito del Signore. Nell'impegno a edificare di pace e di fraternità anche i membri della società civile svolgono un ruolo. Spesso hanno dato prova di sapersi opporre all'ingiustizia e al degrado a costo di grandi sacrifici, pur di difendere i diritti umani, la necessità di una solida educazione per tutti, una vita più dignitosa per ciascuno. Ringrazio di i giovani del Paese che hanno sofferto in varia misura per questo e rendo loro omaggio. Il diamante nella sua trasparenza rifrange in modo meraviglioso la luce che riceve. Molti di voi brillano per il ruolo che ricoprono. Chi detiene responsabilità civile e di governo è dunque chiamato a operare con limpidezza cristallina, vivendo l'incarico ricevuto come un mezzo per servire la società. Il potere infatti ha senso solo se diventa servizio. Quanto tanto operare con questo spirito, fuggendo l'autoritarismo, la ricerca dei guadagni facili e la verità del denaro, che l'Apostolo Paolo definisce radice di tutti i mali. E nello stesso tempo favorire le elezioni libere, trasparenti, credibili, estendere ancora di più la partecipazione ai processi di pace alle donne, ai giovani, ai diversi gruppi, ai gruppi marginalizzati, ricevere il bene comune e la sicurezza della gente anziché gli interessi personali o di gruppo, rafforzare la presenza in ogni parte del territorio, prendersi cura delle tante persone isolate e rifugiate. Non ci si lasci manipolare né tantomeno comprare da chi vuole mantenere il paese nella violenza per sfruttarlo e fare affari vergognosi. Ciò porta solo discredito e vergogna, insieme a morte e miseria. Fa bene invece accostarsi alla gente per rendersi conto di come vive. Le persone si fidano quando sentono che è realmente vicino, non per calcolo né per esibizione, ma per servizio. Nella società a oscurare la luce del bene sono spesso le tenebre dell'ingiustizia e della corruzione. Già secoli fa Sant'Agostino, che nacque in questo continente, si chiedeva: se non è rispetto alla giustizia, che cosa sono gli stati se le grandi bande di ladri? Dio è dalla parte di chi ha fame e sete di giustizia. Non bisogna stancarsi di promuovere in ogni settore il diritto, evitando l'impunità e la manipolazione delle leggi dell'informazione. Un diamante sorge dalla terra genuino ma grezzo, bisognoso di lavorazione. Così anche i diamanti più preziosi della terra congolese, che sono i figli di questa nazione, devono poter usufruire, che consentano loro mettere pienamente tutti i brillanti talenti che hanno. L'educazione è fondamentale, la via per il futuro, la strada da piena libertà di questo paese del continente africano.
In essa è urgente investire per società che saranno consolidate solo se ben istruite, autonome solo pienamente consapevoli delle proprie potenzialità e capaci di sviluppare con responsabilità e perseveranza. Ma tanti bambini non vanno a scuola. Quanti, anziché ricevere degne istruzioni, vengono sfruttati. Troppi muoiono sottoposti a lavori schiavizzanti. Non si risparmino sforzi per denunciare e porvi fine. Assassinate e violate nella loro dignità. I giovani sono di speranza, sono la speranza. Non permettiamo che venga, ma coltiviamo la compassione. Il diamante, dono della terra, richiama la custodia del creato, alla protezione dell'ambiente. Situata nel cuore dell'Africa democratica del Congo, ospita uno dei più grandi polmoni verdi del mondo, che va preservato. Come per la pace e per lo sviluppo, anche in questo campo è una collaborazione ampia e profonda che permetta di intervenire efficacemente e porre modelli esterni più utili al cambiamento. Tanti hanno chiesto all'Africa impegno e hanno offerto aiuti per contrastare i cambiamenti climatici e il coronavirus. Sono opportunità da cogliere, però c'è soprattutto bisogno di modelli sanitari e sociali che rispondano non solo alle urgenze del momento, ma contribuiscano a un'effettiva crescita sociale, di strutture solide e di personale onesto competente per superare i gravi problemi che bloccano sul nascere lo sviluppo come la fame e la malattia. Il diamante infine è il minerale di origine naturale con la durezza più elevata. È molta la sua resistenza agli agenti chimici. Il continuo ripetersi di attacchi violenti e le tante situazioni di disagio potrebbero indebolire la resistenza dei congolesi, minarne la forza d'animo, portarli a scoraggiarsi e a chiudersi nella rassegnazione. Ma in nome di Cristo, che è Dio della speranza, il Dio di ogni possibilità, che dà sempre la forza a ricominciare, in nome della dignità e del valore dei diamanti più preziosi di questa terra, che sono i suoi cittadini, vorrei invitare tutti a una ripartenza sociale, coraggiosa e inclusiva. Lo chiede la storia luminosa ma ferita del Paese. Lo supplicano soprattutto i giovani e i bambini. Io sono con voi e accompagno con la preghiera, con la vicinanza, ogni sforzo per un avvenire pacifico, per un avvenire armonioso e prospero del suo grande Paese. Dio benedica l'intera nazione congolese. Ainsi prend fin la rencontre du souverain pontife avec les autorités congolaises, la société civile et les corps diplomatiques. Nous prions l'assistance de bien vouloir se lever pour saluer le départ de sa sainteté le pape François, président de la République.
demandons à tous les invités de pouvoir laisser le bidule sur leur siège.
est derrière, il est là-bas derrière. Il est derrière. Il est là.
Personne à mobilité réduite. Il est venu toute la journée. Regarde aussi ici, il y a Italienne. moi aussi mobilité. Moi aussi. Regardez. Handicap. Oui. Handicap, handicap, handicap. Le pape aussi. Filmé. Moi c'est Chibi Chabene. Soyez les bienvenus. Le pape François. Ya boyi bolamu na mboka na biso na Congo, silisa makambo, fini tous les problèmes qui est au Congo, parlez avec tous les politiciens, parlez avec les M23, tout le monde. Papa François, merci beaucoup. Je m'appelle Chibi Chabene Fideli. Pardon? 78 ans. 78. 78 ans. 78. Maman, il faut le montrer là-bas chez vous. Elle va montrer. Elle va montrer. On est ici depuis 11 heures. Oui, oui. Pour attendre le papa François. Oui. Papa wa Roma. On est content comme il est là. On est très content. C'est la Belgique. On est très content. Très content. On aime beaucoup. Très content. Nous sommes très... Ah, ok. Viens, c'est très bien. Viens, papa. Viens parler à votre papa. Hein? Papa Roger. Que le pape parle avec les M23 et tous les politiciens d'ici. Parle un peu, papa Roger. Hein? Parce qu'on souffre, nous les peuples. Hein? On souffre, papa. Tu peux parler avec eux. Oui, tu peux parler. Pour savoir comment oui, il va parler, il va parler. Depuis 11 heures, il est Papa Roger. Papa Roger. Papa Roger Kintou. Âge. Papa Roger, tu as quel âge? 73 ans. 198 ans. Il commence à chanter. Regarde les papes. Comment est-ce que tu te sens quand tu as vu les papes? Oui, oui, dis. Il est encore fort. 60 combien? Votre âge. Papa, Oui. 192 ans. 92? 192. Non, votre âge à vous, pas 190 et quelques. Parlez. Comment? Parlez sérieux. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Avec l'arrivée du pape. Très content. Et il est content. Et il est ici depuis 11 heures. Et avec votre handicap, par rapport à l'handicap du pape, comment vous vous sentez? J'espère qu'il va être pour nous. Qui va? Il va intercéder pour Papa Roger. Ici. Dieu va Il intercéder. demande l'intercession du pape pour son handicap. Comme lui-même, il est aussi handicapé comme lui. Et moi, je demande l'intercession de Dieu pour le pape parce que le pape est handicapé. Voilà. Oui. Et il demande toujours que nous prions aussi pour lui. Donc, Juste un coucou.
n'y a pas d'interview. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame, juste un coup. Attends, je veux de l'autre côté. C'est l'archidiocèse qui a organisé la Sainte. Lobby na stade. Doza katikati pembeni ya papa.
you smile. Thank you. I'm good, sir. Great haircut. You too. Thank you very much. I was about to say, I'm very happy where I'm sitting. I'm not complaining about the tight seats today. Oh my gosh, Governor! You gotta text that. Yes. It's nice to go to my right, but as a Democrat, I gotta get to my left. Mayor, come on, man, give me some smile. Everybody squeeze in. Get in there. Okay, here we go. 1, 2, 3. Come on, Menendez, for crying out loud. Put your phone down and smile. Look at your dad. You got a text message? Please welcome Majority Leader Chuck Schumer. Hello, everybody. What a great day. What a great afternoon. And it is so great to be here to celebrate a major milestone in the most consequential infrastructure project in all of America, Gateway. Now, as many of you know, for a long time now, this project has been my passion. It's a labor of love. And after many false starts and obstacles placed in our way, Gateway is full speed ahead. With today's new dollars, Gateway's future is assured. Finally, we can say Gateway will be built. So, hooray, 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 here comes Gateway. I want to thank Governor Hochul, Governor Murphy, Bob Menendez, Cory Booker, Kirsten Gillibrand, Mayor Adams, Secretary Buttigieg, Deputy Secretary Polly, who worked for me for many years, for all their help on this project. Now, why is this project so important? Because the rail tunnels under the Hudson River are an essential artery that moves countless people and goods along the entire eastern seaboard. If that artery gets backed up, then the heart of our national economy would cease to pump. America would go into a recession overnight. Millions of people would lose their jobs. The George Washington Bridge, Holland, and Lincoln tunnels would be jammed with traffic 24/7. Pollution would increase exponentially. Now, all too often, we as a society fail to look far enough ahead to plan for the worst-case scenario in advance and avoid it, taking real steps to prevent it. But in this case, thankfully, we are looking ahead. We are acting, and Gateway is finally coming down the tracks. Now, my late father, who passed away a year ago, taught me a lot of lessons that still stick with me. He's right here, right now. And the most important was this: if you know what you're doing is right, and if you persist and persist and persist, then you will succeed. So we have persisted, and now we are succeeding. When I started talking about Gateway more than a decade ago, there were a lot of people who refused to see the light. We all remember Governor Christie abruptly pulling the plug on the first iteration of Gateway, one of the worst decisions that any governor on either side of the Hudson has made. We had to start all over again. I worked hard to stand up the Gateway Development Corporation, and we got the states of New York and New Jersey
to each agree to contribute 25% of the cost of the project in exchange for the federal government contributing 50%. Thank you, Governors Hochul and Governor Murphy. We painstakingly negotiated the technical principles of a financing agreement where federal loans to the states would count as a local share of funding. Once again, we finally had the pieces back in place. And once again, a Republican bully tried to wreak havoc. As soon as Donald Trump took office, he set about sabotaging Gateway by halting all administrative approvals on completely bogus grounds. He said he wouldn't even negotiate on Gateway until there was money to build his wall. He shut down the government for weeks. When he invited me into the Oval Office to try and force an agreement to build the wall and then maybe Gateway, I had a few choice Brooklyn words for him. No effing way, Mr. President. Now, that doesn't mean we didn't make any progress during those years. We worked hard in the delegation, New Jersey and New York, to secure tens of billions of dollars in appropriations for various federal spending accounts that Gateway could use once President Trump was gone. But what I couldn't have anticipated then is that the person who would replace Trump would happen to be the best possible person anywhere to move Gateway forward, Mr. Amtrak himself, Joe Biden.